E a questo punto gli alleati partono all'attacco loro. Ormai c'è il 1.000.000 di americani, ci sono le armi nuove, i carri armati, che hanno appena inventato e che funzionano. L'8 agosto, per la prima volta da anni, gli alleati passano all'attacco in Francia e i tedeschi cedono. I tedeschi cominciano a arretrare. A partire da quel momento non si fermano più. A metà settembre i tedeschi sono stati respinti fino alla frontiera. Sapete che la guerra lì si è combattuta tutta in Francia, perché in Belgio e Francia, perché i tedeschi nel 14 erano entrati in Belgio e in Francia, avevano conquistato un grosso pezzo di terreno e l'hanno sempre tenuto. Nel settembre del 18 i tedeschi sono stati ributtati alle loro frontiere e non sembra che riescano a fermarsi. È chiaro a tutti che la guerra sta finendo e che i tedeschi e gli austriaci hanno perso. Il 13 settembre l'imperatore Carlo d'Asburgo comunica agli